Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Maltempo a Palermo, dopo mesi di siccità, colpita da un fulmine, crolla una torre nell'atrio di una pizzeria. Paura e caos tra gli avventori, 4 feriti, 1 ancora in ospedale, gli altri già dimessi. Ad Agrigento, per lanciare la città come capitale della cultura, la Regione ha stanziato più di 4 milioni di contributi da spendere entro il 31 dicembre, ma i fondi sono stati utilizzati solo in minima parte. Prosegue l'inchiesta del TG Sicilia. Catania, i residenti del centro storico tornano a farsi sentire chiedendo il rispetto delle regole per rendere il cuore della città più vivibile e sicuro. Gli auguri di Natale dell'arcivescovo di Catania Monsignor Renna. La città sta camminando, ma deve andare ancora avanti, con un'attenzione particolare ai giovani, compresi quelli che vengono a studiare dalla provincia. Pigiami e biancheria intima in cima alla lista dei regali di Natale. Partita la corsa dei ritardatari, nessuno rinuncia a mettere un dono sotto l'albero, meglio se qualcosa di utile. Calcio in Serie B, fra poco in campo il Palermo che affronta in casa la capolista Sassuolo. Dionisi si gioca il futuro in rosa-nero contro la sua ex squadra. In Serie C domani il Catania vuole tornare al successo in casa contro il Sorrento. In porta giocherà il giovane Butano, inglese in campo dall'inizio. Il Messina in crisi gioca con il Potenza, lunga vigilia per il Trapani che sarà in campo lunedì contro il Foggia. Bentrovati, torna la pioggia a Palermo dopo mesi di siccità e il maltempo causa subito danni. Colpita da un fulmine, crolla una torre nell'atrio di una pizzeria. Feriti 4, 1 ancora in ospedale, gli altri già dimessi. Marco Gullà. 4 feriti, urla di paura, il blackout e il boato spaventoso di un fulmine che ha investito in pieno la torre di una pizzeria in via dei Quartieri a Palermo. Ieri sera, per alcuni minuti, a causa del forte maltempo che ha investito il capoluogo siciliano, si sono vissuti momenti di terrore all'interno del locale, rimasto improvvisamente al buio. Alcuni detriti e frammenti di muratura si sono staccati dalla struttura annessa alla villa, cadendo su alcuni clienti. Il ferito, che è in condizioni più gravi, è una donna che sarebbe stata colpita da alcune parti della torre che hanno ceduto finendo al suolo. Trasportata d'urgenza all'ospedale di Villa Sofia, ha riportato un trauma cranico. La pioggia e il forte vento hanno creato danni e disagi anche in altre parti della città e in provincia. Sono stati più di 30 gli interventi dei vigili del fuoco, sono numerosi anche gli alberi caduti in strada tra il capoluogo e la provincia, una decina di alberi caduti nella zona di San Martino delle Scale, Pioppo e Monreale, pali dell'illuminazione pericolanti nella zona di Bocca di Falco, Baida e Corso Calatafimi, dove il vento ha anche provocato il distacco dell'intonaco dalla parete laterale di un palazzo. Messi in sicurezza anche dei cartelloni pubblicitari in via Colonnello Antonino Frasconà. Il vento dovrebbe placarsi, in base alle previsioni, nelle prossime ore. Una donna di 40 anni ha perso la vita in un incidente automobilistico tra gli svincoli autostradali di Giostra e Boccetta sulla A20 Palermo-Messina. L'auto sulla quale viaggiava insieme ad altre 2 persone è improvvisamente uscita fuori strada e si è ribaltata finendo su un terrapieno accanto al guardrail. La Regione siciliana ha messo a disposizione di Agrigento più di 4 milioni di contributi da spendere entro il 31 dicembre per lanciare l'anno di capitale della cultura della città. Ma i fondi sono stati utilizzati solo in minima parte. Ce lo racconta il nostro inviato Luca Ciliberti. All'inizio dell'anno Agrigento ha beneficiato di un finanziamento di 4 milioni di euro per mettere in piedi un calendario di eventi da svolgersi entro il 2024 per accompagnare la città al 2025, anno in cui sarà capitale italiana della cultura. Canto lirico italiano patrimonio UNESCO. Ci sono una serie di teatri, costo 120.000 euro, ma non li abbiamo visti. L'arte contemporanea e rigenerazione urbana e paesaggistica, 270.000 euro. L'età chiaramontana,
30.000 euro, centro storico, siti, castelli della provincia, ma non li abbiamo visti. Questi sono tutti eventi che si sarebbero questa è una delibera della cabina di regia svolgere nel 2024. entro dicembre 2024. I ritardi e i paletti del Consiglio Comunale che hanno accompagnato la costituzione formale della fondazione hanno fatto slittare tutto. Eppure il Comune aveva presentato un progetto alla cabina di regia regionale con una serie di attività sul territorio, ma il progetto del sindaco di Agrigento, vagliato a Palermo, è diventato altro. Quei famosi 4 milioni per le attività collaterali e alla preparazione del 2025 io avevo inserito anche un bando dove dovevo coinvolgere esclusivamente la sezione culturale del territorio agrigentina e della provincia, cosa che è stato slittato col finanziamento del 2025 perché si è preferito dedicare queste somme ad eventi molto più grandi, come un esempio della registrazione del volo che andrà in prima serata al Canale 5 sia il 24 dicembre che il 25 di dicembre. Intanto il presidente della fondazione Giacomo Minio annuncia la presenza del Capo dello Stato proprio nella città dei Templi a gennaio. 44 appuntamenti che partiranno appunto un altro anno con quella che è la giornata iniziale che sarà il 18 di gennaio con la inaugurazione da parte del Capo dello Stato qui ad Agrigento. I ritardi di Agrigento Capitale della Cultura 2025 saranno raccontati anche in un reportage all'interno della trasmissione Il Punto di Luca Ciliberti, che andrà in onda in diretta fra poco alle 14.30 su Telecolor e domani alle 14 su Antenna Sicilia. Tra gli argomenti del Punto anche i contenuti della finanziaria regionale e la carenza d'acqua a Caltanissetta. Sempre ad Agrigento, 367 lavoratori precari dell'azienda sanitaria provinciale hanno firmato i contratti a tempo indeterminato. È un bel regalo di Natale per questi lavoratori e per le loro famiglie che potranno brindare al nuovo anno con la certezza di avere un lavoro stabile e un futuro sicuro, concludendo un lungo periodo di precariato e di incertezze economiche. Anima la politica la sentenza al processo Open Arms. Dopo l'assoluzione di Salvini, pezzi di governo puntano ad accelerare sulla riforma della giustizia. Altri, come il ministro Nordio, puntano invece ad aprire un dialogo con almeno una parte della magistratura. Maglio Viola. Un processo aberrante costruito sul nulla che dimostra l'assoluta urgenza della riforma della giustizia. Matteo Salvini è stato appena assolto con formula piena dai giudici di Palermo nel processo Open Arms e già tocca al suo vice al Ministero delle Infrastrutture, il sottosegretario Tullio Ferrante, suonare alla carica sulla riforma. E questo è il prossimo step per la maggioranza di governo, giungere alla separazione delle carriere. Lo si sarebbe fatto con uno scontro frontale in caso di condanna, ora forse l'accelerazione dovrà seguire un percorso diverso. Un'apertura viene anche dal ministro della giustizia Carlo Nordio, che rende onore a questi magistrati coraggiosi, dice, lanciando messaggi di distensione, ma precisa: questo processo non sarebbe dovuto nemmeno iniziare perché fondato sul nulla. Credo sia necessaria una riflessione sul nostro sistema imperfetto. Ma intanto un applauso alla Camera dei Deputati ieri sera ha salutato la sentenza, un applauso al quale non ha partecipato la sinistra, sottolinea il coordinatore di Noi Moderati Saverio Romano, il cui intervento lo aveva fatto scattare. C'è un giudice a Palermo, come ci fu un giudice a Berlino, dice, parafrasando una frase storica, il commissario della Lega in Sicilia nonché vicepresidente del gruppo a Palazzo Madama Nino Germanà. Verità e giustizia sono state ristabilite, dice invece il presidente della Commissione Difesa Nino Minardo. Tocca all'avvocato di Salvini Giulia Bongiorno sottolineare come questa non sia una sentenza contro i migranti, ma la pensano diversamente dalla ONG spagnola Open Arms, i cui vertici pensano già ad un appello e sperano che anche la procura di Palermo si opponga alla sentenza. Le indagini della Procura di Palermo su Messina Denaro si estendono ancora su più fronti: sanità, fiancheggiatori, ma anche il tesoro del boss, custodito in quello che si pensa sia stato il vero rifugio in provincia di Trapani del defunto capomafia. Laura Spanò. La Procura di Palermo continua a cercare il registro occulto che è stato dietro il percorso sanitario di Matteo Messina Denaro. Dunque la malattia continua a essere la vera sfortuna dell'ex boss. Lui stesso lo aveva detto con aria di sfida agli inquirenti dopo la sua cattura: senza questa non mi avreste trovato. Ed è seguendo questo suo percorso, dalla scoperta del cancro e fino al giorno prima della cattura, che si è concentrato il lavoro di intelligence di Rossa e Polizia, ed una pista potrebbe portare financo a Roma. Nei mesi scorsi la finanza della capitale, nel corso di un'altra operazione,
operazione ha scoperto che tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 Antonio Nicoletti, uno dei figli di Enrico, storico cassiere della Banda della Magliana, aiutò Messina Denaro per essere visitato all'Istituto Tumori Regina Elena di Roma. Non si sa se si trattò di un controllo di routine o per un sospetto, ma questa nuova pista, se confermata, apre nuovi scenari. Ma si continua intanto anche a lavorare per cercare il tesoro in possesso del boss, quel carteggio epistolare che il latitante ha tenuto con chi ha fatto affari con lui, un tesoro nascosto da qualche parte in questa provincia di Trapani, nel vero rifugio dell'ex padrino. Intanto, per la complessità del processo, il PM della DDA di Palermo, Gianluca De Leo, ha chiesto la sospensione dei termini di custodia cautelare per il dottore Alfonso Tumbarello, ex medico di Campobello di Mazara, imputato davanti al Tribunale di Marsala per concorso esterno in associazione mafiosa e falso in atto pubblico. Tumbarello avrebbe redatto numerosi certificati medici a nome di Andrea Bonafede, in realtà destinati al boss latitante. Il Tribunale si è riservato di decidere. Catania, musica ad alto volume, pochi controlli, RIS, tavolini che invadono intere vie. I residenti del centro storico tornano a farsi sentire e chiedono il rispetto delle regole per rendere il cuore della città più vivibile e sicuro. Emanuela Corsi. Ragazzi che vengono in centro storico sapendo che c'è l'impunità e che arrivano anche armati per fare le risse. A parlare sono i residenti del centro storico di Catania. Nonostante vari incontri con l'amministrazione comunale, restano irrisolti alcuni problemi, a partire dalla musica ad alto volume e fuori orario nei locali pubblici che nelle ore notturne trasformano le zone della Movida in una grande discoteca dove spesso nascono liti e risse. È sufficiente che i vigili della nona comincino a girare per i locali della città e laddove esistono i locali che hanno questi impianti di amplificazione devono essere sanzionati. L'amministrazione comunale ha promosso e istituito la pedonalizzazione di alcune aree della città, soprattutto in centro. È giusto liberare il centro storico dalle auto, ma non bisogna sostituire le auto con i tavolini, perché questo significa ancora problemi di insicurezza, di viabilità, di desertificazione del centro storico, perché fuggono gli abitanti del centro storico, fuggono. Infine c'è il tema della sicurezza. Secondo i residenti non bastano solo i presidi delle forze dell'ordine. La sicurezza si risolve come viene fatto in tutte le città europee in Italia, con il controllo smart, cioè dire con controlli tramite sensori e telecamere e tramite naturalmente il coordinamento da parte delle forze dell'ordine. Secondo il comitato, parte dei fondi del PNRR andrebbero investiti in nuovi strumenti di controllo per rendere il centro ancora più sicuro e vivibile di giorno e nelle ore notturne. Gli auguri di Natale dell'arcivescovo di Catania, Monsignor Renna. La città, dice, sta camminando, ma deve andare avanti ancora, con un'attenzione particolare ai giovani, compresi quelli che vengono a studiare dalla provincia. Ascoltiamo Monsignor Renna. Penso soprattutto ai temi che il Papa ci richiama nel messaggio per la giornata della pace del 1° gennaio, quella della riduzione del debito ai paesi poveri, quello della tutela della vita dal concepimento fino alla fine naturale e dell'abolizione della pena di morte nei paesi in cui non c'è, e stiamo attenti perché dietro gli estremismi di destra e tante svastiche che ritornano c'è un pensiero che la pena di morte la vuole e noi dobbiamo vigilare su questo. E terzo, ecco, stiamo molto attenti anche alla questione del disarmo, perché il Papa invita a porre un atto concreto che è quello di creare un fondo internazionale per scongiurare la fame, attingendolo proprio da ciò che ogni anno ogni nazione prevede per gli armamenti. Catania, svegliati perché hai le risorse e chiama con il nome i tuoi problemi, perché hai la forza per andare oltre. Stai camminando, ma devi camminare ancora, perché i giovani che studiano a Catania, i fruitori dei bingo, dei vari luoghi dove si gioca tantissimo, i fruitori di droga vengono da tutta la provincia e quindi tutti quanti, anche nella provincia, anche nei paesi più tranquilli, si dovrebbero porre certi problemi, perché Catania diventa il luogo dove si concentra ciò che magari, ecco, in maniera carsica è presente altrove.
E ora l'altra faccia del Natale, pigiami e biancheria intima, e in cima alla lista dei regali. Partita la corsa dei ritardatari, nessuno rinuncia al desiderio di mettere un dono sotto l'albero purché sia qualcosa di utile. Desiree Ferlito. Luci, canzoncine e atmosfera natalizia e poi l'acquisto sfrenato di regali. Indesiderati, richiesti, contesi, comunque sia, nessuno rinuncia alla tentazione di mettere qualcosa sotto l'albero. Cosa ha comprato, signora? Un po' di tutto, per i bambini, per i grandi, un po' di tutto. A che punto siete con i regali? Ma quasi è terminato. Cosa si regala maggiormente? Maggiormente, ma libri, pigiami, calzettine. Per me cose utili. Il maglione, il pantalone, la camicia. Qualcosa da mangiare, panettoni artigianali, abbigliamento, non lo so. Cosa ad esempio? Maglioncini di Natale, sono un evergreen. Insomma, nei pacchettini sotto l'albero tutto è concesso, o quasi. Il leitmotiv comunque è qualcosa di utile. Forse per questo in cima alla lista dei regali più acquistati ogni anno troviamo sempre loro. 5 paia di calzettoni che non userai mai, le mutande, ma che comunque oggi è un altro tipo di percorso, ma poi la realtà è che il pigiama o il plaid. Coperte, anche coperte in paglia, proprio le persone vogliono stare a casa. E se il cassetto della biancheria intima a gennaio è troppo pieno, la soluzione è dietro l'angolo. Il 27 provi a fare lo scambio su eBay, su subito.it. È vero quello che si dice dei regali di Natale, a volte basta il pensiero. Non serve spendere tanti soldi, ma prendersi un momento per scegliere un presente che possa strappare un sorriso. L'idea sempre di aprire quel regalo, anche se è una cosa anche banale, è sempre bello. Dunque, munirsi di carta e penne e procedere con una lista di nomi. In cima ci sono sempre bambini. Il quotidiano La Gazzetta del Sud avrà un nuovo direttore, Nino Rizzonervo, che subentrerà da lunedì 30 ad Alessandro Notastefano. Si tratta di un ritorno per Rizzonervo, che proprio alla Gazzetta del Sud aveva avuto il suo primo contratto quando era praticante giornalista. Buon lavoro, direttore. E adesso tra poco per il calcio le ultime sulle siciliane, con il Palermo in campo alle 15 e le sfide di domani di Catania, Messina, Trapani. State con noi, vi aspettiamo. Riprendiamo con il calcio. Palermo in campo alle 15 al Mapei contro il Sassuolo, primo in classifica. A rischio la panchina del tecnico Dionisi. In caso di passo falso potrebbe essere esonerato. Marco Gullà. Guardando i numeri, la sfida è di quelle quasi da Mission Impossible. Da un lato c'è il Sassuolo, corazzata del campionato e formazione che in questo torneo ha perso una sola volta, e poi c'è il Palermo in crisi di identità, che viene da 2 sconfitte consecutive e che è pure fuori dalla zona playoff. Rischia il posto anche il tecnico Alessio Dionisi. Un nuovo passo falso potrebbe costargli la panchina. Non vedo altre strade che metterci la faccia, lavorare duro, ma noi lavoriamo duro, i ragazzi lavorano duro. Speravamo di non trovare questo, di non andare incontro a questo, però siamo noi responsabili di quello che abbiamo fatto. Devo anche dire, so che posso diventare ripetitivo, ma devo anche dire che le prestazioni sono diverse dai risultati, perché questa squadra sta facendo prestazioni, non dico ottime ma buone, ma ora contano i risultati, ma contano da un po', i risultati non stanno tornando, perché se guardo le sconfitte sono 6 contro 1 del Sassuolo. In avanti, dopo l'ennesima prestazione insufficiente sotto porta, è probabile che Henry faccia un turno in panchina. A quel punto Dionisi dovrà scegliere tra Leduaron e Brunori come vertice offensivo, e considerati i recenti precedenti è quasi scontato che la scelta cada sull'attaccante francese. A supporto ci potrebbe essere Verre. Al Palermo serve una prestazione di carattere per svoltare. Fischio d'inizio alle ore 15. Domani Catania-Sorrento. La squadra di Toscano deve sfruttare l'occasione per chiudere al meglio il 2024. Inglese in campo dall'inizio. In porta ci sarà Butano. Marco Carli.
più forte di quello che fino adesso è stato un tabù, cioè il Massimino. I dati parlano chiaro, i successi del Catania in casa sono solo 4, 7 reti segnate, ultima vittoria col Trapani più di un mese fa. Per regalarsi una fine di 2024 migliore di quello che l'anno solare ha detto finora, con la Coppa Italia vinta, ma anche con un rendimento negativo in campionato, i rossazzurri devono battere il Sorrento, che non ha pressioni, ma viene da 2 sconfitte consecutive. C'è voglia di migliorare questa classifica che non piace né a noi né alla gente. I ragazzi stanno lavorando con tanto impegno. Allo stadio ci sarà anche il presidente Pelligra, che è in città da qualche giorno e insieme a una delegazione di giocatori è stato al Garibaldi Inesima per portare doni e sorrisi ai bambini ricoverati nelle strutture del Dipartimento Materno Infantile. Tornando al campo, Toscano pronto a rilanciare Inglesi in avvio, manca ancora Guglielmotti, indisponibile anche ad Amonis, gioca il giovane Butano in porta. È un ragazzo che abbiamo aggregato alla prima squadra da diversi mesi, perché abbiamo intravisto in lui dei margini di miglioramento e delle qualità. È cresciuto tantissimo in questi mesi, ha questa opportunità e se la deve giocare al massimo delle sue potenzialità. Catania-Sorrento sarà come sempre seguita da Telecolor, le consuete 3 ore live con i collegamenti dallo stadio, che culmineranno con le interviste ai protagonisti. Messina impegnato domani a Potenza nella prima giornata del girone di ritorno. Il Trapani invece nel posticipo di lunedì sera ospiterà al provinciale il Foggia. Sergio Colosi. Inizia il girone di ritorno, ma per il Messina i problemi sono quelli di sempre. Un presidente in rotta con città e tifoseria, un allenatore ad un passo dall'addio e una squadra mediocre e troppo giovane. La trasferta di Potenza in programma domani alle 12:30 può fare da spartiacque al futuro. Contro i Lucani, quarta forza del campionato, il pronostico sembra chiuso per una squadra in caduta libera e scivolata al terzultimo posto. La crisi del Messina non riceverà sconti dal vice capocannoniere Caturano, ex della sfida insieme a Rosafi e Firenze. Società con oltre 2 milioni di euro di debiti, sull'orlo di un disastro senza ritorno. L'ultimo a provarci è l'imprenditore Bonina, ma le richieste di sciotto mettono in fuga chiunque. Il prossimo a salutare potrebbe essere Giacomo Modica, da definire contenuti e modalità dell'accordo in caso di cambio societario. A Potenza giallorossi con un 4-3-3, più coperto e meno spavaldo di quanto indicato dal modulo. La lunga vigilia che accompagna il Trapani alla gara casalinga di lunedì sera contro il Foggia porta in dote certezze, svolta e nuove ambizioni. Con Capuano in panchina e Granata tra campionato e Coppa Italia hanno superato a domicilio Casertana e Arezzo. Si torna al provinciale e Capuano ritrova il Foggia, passaggio fondamentale per inserirsi tra le big del girone. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per la prossima edizione del TG Sicilia è per le 20. Grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.